Bentornati a tutti al Palastadio di Conegliano per il match tra Atletico Conegliano e DBS Miane. Un match di nuovi volti per l'Atletico Conegliano, ma anche di facce note. È la sfida dell'ex di Gheno, ma l'Atletico Conegliano è qui per vincere. Mister Brusaferri che si schiera con Finato, Brusaferri e Ziberi al centro Favaro e infine in porta Celotto. Gheno cerca Milovanovic, interviene Imamovic, vuole liberare Mancino, prova Ziberi, palo di Ziberi. Gheno, attenzione, Peseri, Mancino finisce di poco a lato. Tanto lento forse Conegliano proprio nella stessa manovra. Intanto Favaro, Peseri, Paragatto a mettere ordine nel possesso palla del Conegliano. Ziberi passa in mezzo a due, Ziberi cerca Carbucci al centro, si è acceso Ziberi. Alcerchi cerca Grisciai, attenzione Bortolin, para ancora Celotto, c'è il destro, Grisciai, Favaro passa in tunnel, adesso Brusaferri, Passanella, prova Carbucci, ha un po' di spazio, Carbucci può puntare, Carbucci, ancora uscita di Gatto. Veseli sbaglia il lancio per Ziberi, Celotto, interviene ancora il numero 9 Murador che poi prova il destro al volo e c'è il 1-0 del Miane con il tiro al volo di Murador. ecco, l'avevamo appena detto, sbaglio di Celotto, palla che si impenna, Brusaferri non riesce a tenere di testa, Gheno la spizza, Murador questa volta prima aveva sbagliato, la seconda volta non perdona. A cui deve far fronte Brusaferri, gira al destro, ancora interviene Gatto Per il Conegliano, e in questo poteva essere un po' il leitmotiv del gioco del Conegliano, provare a saltare l'uomo, creare superiorità e andare verso la porta. Brusaferri prova a liberare il destro, Brusaferri cerca il centro e c'è l'autogol proprio dell'ex di Gheno, ma l'azione è tutta di Luca Brusaferri che con una splendida azione in solitario spedisce il pallone in rete. Vediamo se mister Brusaferri ha preparato uno schema. Ziberi prova Imamovic che prova al destro, attenzione Finato sulla respinta, Finato 2-1 per il Conegliano e adesso la partita è tutta in discesa. 35 verso 40 secondi di gioco, il Conegliano la ribalta, mancava solo il gol che dava la rimonta e in pochi secondi la rimonta è arrivata. Il nono gol in campionato di Finato, secondo miglior marcatore del Conegliano. Adesso Ziberi prova a risalire il campo, Ziberi con un tunnel, interviene il numero 10, Ciabani. Adesso Gheno deve impostare, Aiseki prova benissimo Milovanovic, infine c'è il gol di Grisciai. Che gol fa, tutto di prima, bellissimo gol del Miane. Ziberi aggancia, Brusaferri spalla alla porta, anzi Imamovic va sul mancino, Imamovic Paragatto. Miane che se in zona offensiva riesce a trovare molti passaggi del prima ed essere pericoloso, fa un po' fatica ad uscire dal pressing. Fa il rischio grandissimo la partita Zanella. Attenzione ai Cecchi, para ancora Celotto, ai Cecchi, ancora Carbucci, prova a inserirsi in mezzo a due, ma recupera palla, adesso prova Salvadori, Bortolini. Quinto uomo che in casa non è mai stato utilizzato.
Ziberi, ancora Ziberi, tenta sul destro, Ziberi! 3-2 per il Conegliano, super giocata del numero 10 che trova il vantaggio. E qui è tutta la sua classe, tutta la sua tecnica. Ottimo servizio di Luca Brusaferri che ancora una volta dall'auto mette in mezzo Ziberi, la stoppa. Tutti pensavano che potesse calciare, lui la stoppa, rientra, il portiere a terra, alza un po' il pallone e fa 3-2. L'avevi chiamato e Ziberi è arrivato. Un bravissimo Favaro che ha vinto l'ennesimo duello con Grisciai, l'ha portato là all'azione offensiva. Palla a Ziberi, palla in banca e poi... Luchino trova Grisciai, il secondo palo, para, Celotto, ancora straordinario, il numero 30. Brusaferri interviene, 2 contro 1 per Brusaferri. C'è il ritorno di Milan Volovic. Adesso ancora Celotto e interviene su Murador. Deve essere bravo qua il Conegliano a impedire la risalita del quinto uomo. Ziberi, palo! E fine filato, non riesce a conquistare il calcio d'angolo. Murador. Pieno. Murador. Aiceki è solo. Attenzione Grisciai. Ancora Aiceki. Interviene Ziberi. Chiedono un tocco di mano il direttore di gara. Adesso Finato. La prospettiva inganna e l'importante è che il Conegliano rimanga sul 3-2. Si è mangiato un'occasione clamorosa Aiceki. Adesso Favaro. Finato, la porta è scoperta, Finato, dove il pallonetto, traversa clamorosa, allora Favaro deve gestire un pallone difficile Finato, mancano 10 secondi, Favaro, sono Finato, è solo, la tocca per Ziberi che si mangia un gol clamoroso, ultimo lancio lungo per il Miane, che proverà il tutto per tutto in questo lancio, che è presa facile per Celotto, e finisce qui. Vince il Conegliano per 3-2, 3 punti sofferti per il Conegliano che vince grazie al gol del suo numero 10